Friuli Venezia Giulia officials report that 2025 monitoring found mobile network electromagnetic fields remain well below legal safety limits. La novità è che il monitoraggio dice che non ci sono criticità, quindi l'elettromagnetismo nella nostra regione è molto al di sotto dei limiti di legge, molto al di sotto dei limiti europei, che nonostante sono abbassati a 15 volt metro, noi abbiamo rilevazioni che sono vicine allo zero, quindi nessuna criticità. L'ARPA è l'unico ente accreditato dal punto di vista scientifico per poter dare i dati. La Regione crede molto nel braccio operativo dell'Assessorato all'Ambiente che è l'ARPA, dotandolo non solo di risorse di personale ma anche economiche per dare migliori monitoraggi. Tutto il resto, se viene fuori qualche notizia, sono improvvisate se non fuffa. Siamo ai nostri controlli, le nostre misure ci dicono che siamo ampiamente sotto i valori di limite di legge, circa un decimo sotto come ogni anno, e che diciamo, la popolazione può stare serena perché ci sono tutte delle azioni preventive su delle verifiche prima dell'installazione di qualsiasi antenna e poi delle verifiche sul campo. Ogni giorno siamo fuori a misurare, abbiamo fatto circa 2400 misure nell'anno 2025.